L'allarme sui PFAS rimane sempre molto alto in un'area segnata dallo scandalo Miteni. Il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa segnala che la legge di bilancio 2025 rinvia di 6 mesi l'applicazione dei limiti di legge per la somma dei PFAS nell'acqua potabile e sospende il conteggio di alcune molecole. Per l'associazione è un favore ai produttori chimici e un rischio per la salute pubblica, mentre l'area tra Vicenza, Verona e Padova, con oltre 350.000 persone, resta esposta alla contaminazione. L'emergenza PFAS è stata oggetto anche di studi da parte del professor Annibale Biggeri, ordinario di statistica medica all'Università di Padova per conto della regione. I PFAS fanno aumentare il colesterolo che è associato alle malattie cardiovascolari. Nel nostro studio noi abbiamo quantificato globalmente il numero più facile ricordarlo sul totale delle morti, sono circa 4.000 morti in eccesso che non avrebbero dovuto verificarsi. Ma non solo, perché altresì è emerso che in un altro studio noi abbiamo trovato un eccesso di mortalità per Covid tra gli abitanti della zona rossa rispetto agli altri abitanti della regione. Le preoccupazioni dunque rimangono. Rispetto ai limiti del 2020 dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, circa 3 volte il limite di sicurezza indicato dall'Agenzia, come ho ricordato prima. Quindi è una situazione di ancora pressione dal punto di vista dell'esposizione umana da parte di queste sostanze che sono, come tutti sanno, persistenti. Il professor Biggeri evidenzia che l'allarme resta in alcuni prodotti alimentari, in particolare negli animali. Il primo, il più pericoloso, sono le uova. La Regione che cosa intende fare visto che la Miteni non è ancora bonificata e continua ad avvelenare il sottosuolo e la falda?